Stand gremiti di visitatori, cookie show sold out, il Fassuca Fest, arrivato alla sua terza e ultima giornata, ha registrato un boom di presenze rispetto alle precedenti elezioni. Nella giornata di ieri, laboratori di circo, arti circensi rivolte ai bambini, mentre alle 11 in biblioteca comunale si è tenuto il convegno Dieta e Benessere a cura dell'Associazione Ambrosia, la consueta apertura del percorso del gusto con oltre 20 stand e altri 10 dei prodotti di aziende che fanno parte del mito e la terra. Quindi il terzo cookie show con l'evento con i maestri dell'arte bianca che si sono esibiti nel pranzo della domenica. Preparati crackers di percisacchi, antigua, bruschetta, tre pomodori e croissant, salato allo zafferano, pancetta coppata con crema al pistacchio di raffadali DOP. Come primo busiate trapanesi di perciasacchi con tocchetti di maialino, spuma di ricotta fresca, cialda di grana padano, riduzione di pomodoro siccagno e pesto al pistacchio di raffadali. Quindi il dessert fatto con dolce frolla croccante, ganache di cioccolato di Modica GP, gel all'arancia, marmellata al pistacchio di raffadali DOP, prodotti utilizzati durante il cooking show, fanno parte della filiera Il mito e la terra nell'ambito dei galsicani. Quindi alle 18 il secondo appuntamento con la conversazione letteraria, protagonista del talk Franco Lauricella, autore di Mizzica, dizionario gastronomico siciliano, che ha dialogato insieme al professore Biondi, Benemino. Quindi la chiusura del Fastuca Fest alle 20 con l'esibizione di Maremma Cisse, campionessa del Couscous Fest 2019, che ha preparato un couscous di semola di grano duro siciliano, pistacchio di raffadali DOP con gamberi rosa marinati e salsa di basilico lime con dessert bianco mangiare di pistacchio al caramello salato. Un vero e proprio successo, l'ottava edizione del Fastuca Fest che è stata inaugurata da Sua Eccellenza il Prefetto Romano. Diciamo che è al di sopra delle aspettative. 3 giorni in cui abbiamo avuto difficoltà addirittura di contenere la massa di persone che ha raggiunto il nostro paese. È una festa che cresce di anno in anno, penso che sia una delle feste, delle sagre in cui c'è maggiore partecipazione. Chiediamo infatti maggiore attenzione da parte delle istituzioni, della regione, dell'assessorato all'agricoltura, perché non è possibile trascurare una festa che lancia un prodotto tipico locale come il pistacchio senza avere nessun sostentamento. Chiederemo con forza che la regione ci aiuti perché è una festa che va valorizzata ancora di più e gli va dato una festa quasi regionale, come se fosse una festa quasi regionale, perché è un frutto, il pistacchio, che ha avuto un riconoscimento da parte della Comunità Europea. Dobbiamo cercare di potenziare le aree da destinare alla sosta delle macchine perché nonostante avessimo previsto due vaste aree non sono state idonee a contenere tutte le persone che sono arrivate a Raffadali. C'erano diversi pullman e cercheremo l'anno prossimo di potenziare un attimino le aree da destinare alla sosta. Il bus navetta ha funzionato perfettamente bene e cercheremo di dare un taglio un po' diverso l'anno prossimo, considerato che siamo in un anno che è il 2025, dove abbiamo la vicina Agrigento, la nostra città, che è capitale della cultura 2025, quindi la inseriremo in una organizzazione anche all'interno di quegli eventi per dare maggiore risalto e avere maggiore presenza. La Clerici ci ha dedicato pochi minuti della sua trasmissione e si vede che le informazioni che ha ricevuto sulla bontà del prodotto, sono state positive. Obiettivamente dicono che sia un frutto particolare, che abbia delle caratteristiche che non ne riscontriamo altrove. Ora abbiamo anche un consorzio di tutela che cercherà di salvaguardare tutti coloro che cercheranno in un certo qual modo di entrare dentro la commercializzazione di questo prodotto portando un prodotto che non sia quello tipico locale. Tutta la notte, come si fa nelle città europee, si lavora per sgombrare le vie principali delle comunità durante la mattina perché si inizia di nuovo a lavorare. E tutta la notte hanno lavorato, stamattina la viabilità di nuovo è stata messa a disposizione di tutti e di questo devo ringraziare tutti gli operai, tutti coloro, i volontari, tutti coloro che
ci hanno aiutato affinché questa manifestazione diventasse una grande manifestazione e si svolgesse nel migliore dei modi.